O Vangelo secondo Luca, capitolo 10. A missione recitando a lui discepoli. Gesù, roba che si fatta, scegliette pure a recitando a lui discepoli per mandare due a due innanzi a essa, rinda tutte che le città e che li paesi, a dopo essa steve per chi. E diceva allora, a raccogliere assai, e faticature invece so poco, perché ste fatiche. Priato chi lo padrone la raccolta, perché mannasse assai faticature per fare raccolta in da terra soio. Iadra, io vi man come a tanti pecorelle in mezzo ai lupi, non portate con voi né borse per viaggio, né mappate né sandale, e non salutate nessuno per mezzo alla via. Quando trasite rinda una casa, salutate tutti quelli che stanno rinda a quella casa, dicendo pace a questa casa. Se rinda a questa casa, ci stanno figli della pace, che la pace che voi avete aurata a loro scenderà in coppa a quella casa. Se no, la uri vostra tornerà un'altra volta un gol a voi. L'umanità rinda a quella casa, mangiando e bevendo tutte quelle che vi mettono innanzi, perché il faticatore ha diritto di avere la papa che la tocca. Non passate a una casa nata, e quando trasite rinda una città, se qualcuno vi accoglie, mangiate per quelle che avranno, sanate malate e quella città, e dicite ognuno in loro, o regno di Dio sta vicino a voi. Se invece trasite rinda la città e non trovate nessuno che vi può accogliere, danno uscite in mezzo ai chiazze di quella città e dicite a tutta la gente, pure che la povera che si è attaccata sotto ai piedi nostri, noi avremo scuotere contro voi. Ma avete a sapere che il regno di Dio sta in mezzo a voi. Io vi posso assicurare che il giorno del giudizio, tutte quelle che stanno rinda la città di Sodoma avranno una sorte assai meglio e tutte quelle che stanno rinda a quella città. Guai a chi non si converte. Guai a te, Corazin, guai a te, Bezzaida, perché se i miracoli che io oggi fatto rinda in città vostra, io l'avesse fatto a Tiro e Sidone, chissà quanto tempo tutta gente che le città si sarebbero vestute con sacca e si avrebbero mise a scendere in coppa a capo a loro. Perché sta frega? In due giorni del giudizio, le città di Tiro e Sidone saranno trattate meglio di voi. E tu, Cafarnao, sarai izzato in angelo, in a casa diavola sarai zuffonnato. Chi sente a voi sente a me, chi smerdei a voi smerdei pure a me, e chi che smerdei a me smerdei chi che mi ha mandato a qua. O ritorno dei discepoli. Tutte e 70 lui, quando tornai nella missione, con un cuore chino alleria e per priezza, ricettano a Gesù. Signore, pure i diavoli si sono chiaiati innanzi a noi. Ogni volta che noi abbiamo chiamato un nome tuo. E Gesù ricetta a loro. Io oggi venuto a Satanassa, che era in cielo come se fosse una setta. O viccanna, io ho giurato pure a voi il potere che mi ha in coppa di sierpe, e in coppa di scorpione, e il potere che smantella ogni potenza delle nemiche. Nessuna cosa potrà mai fare un ramaggio a voi. Non vi arregliate perché i diavoli si sottomettono a voi. Arregliatevi invece perché un nome vostro sta scritto in cielo. O Vangelo rivelato è semplice. In quello stesso momento, Gesù si scialai in lo Spirito Santo e ricette: ti ringrazio, Padre e Signore, del cielo e della terra, perché hai tenuto a nascondere tutte queste cose all'uomo di chi ne giudice e le fatte conoscere a uomini semplici e chi ne umiltà. Sì, Padre, perché così è piaciuto a te. O Padre ha voluto mettere in mano mia ogni cosa e nessuno può sapere chi è il figlio se non il Padre suo, e nessuno può sapere chi è il Padre se non il figlio suo, e tutte quelle che il figlio suo volesse far conoscere. O privilegio dei discepoli. Poi chiamai vicino a essa, appartata tutta la gente, i discepoli suoi, dicette a loro: viate l'occhio vostro, che possono avere tutte queste cose. Io vi posso assicurare che parecchi profeti e parecchi re hanno desiderato avere tutto quello che state avendo voi, ma non l'hanno potuto avere. Hanno desiderato sentire tutto quello che voi state sentendo oggi e non l'hanno potuto sentire. O buono Samaritano. Non basta la legge per mettere a Gesù che spalla un muro, s'accostai a essa e le dicette: Maestro, io che già fa per avere la vita eterna? E Gesù rispondette dicendo: che non ci sta scritto in la legge di Mosè?
che non ci trovo scritto. E chi rispondendo alla ricetta, vorrai bene il Signore, Dio tuo, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la forza tua e con tutto il cervello tuo e ama il prossimo come a te stesso. Bravo, è risposta buona, rispondette Gesù. Fa questo e camperai per sempre. Ma chi lo fariseo, volendosi giustificare innanzi a essa, ricetta Gesù, ma chi è il prossimo per me? E Gesù conta a essa questa parabola. Un giorno un uomo scendeva a Gerusalemme per ir in da città di Gerico e in mezzo a via appussai certi delinquenti, che non contenti di averci rubato tutto quello che teneva in cuore loro niente ne mazzata e lo lasciai in mezzo morto, in mezzo a quella via e poi se ne fuiettano. Per combinazione si trovava a passare per quella via in un prevede. Verette a Kill stese in terra che era mezzo morto e rinda un mare e sangue, ma non si fermai per l'aiutare. Troppo poco si trovava a passare, sempre per quella via, non le vite o tempio. Pure chi sto verette e continuai a camminare per i fatti suoi. Per ultimo passai là un samaritano, che faceva un cammino per fatti suoi, cavalcando un mulo. Come verette che il povero uomo rinda un mare e sangue, non avete pietà. Scennette subito a quello a chi lo mulo suo, s'accostai a essa. O lavai con l'acida e con l'olio e tutte quelle chiaie che teneva in quello. E infasciai buono e meglio e lo mettette in quello a chi lo mulo suo e lo portai rinda una taverna, raccomandando a chi lo tavernare che si pigliasse cura di questo. Un giorno appresso continuai rinda in mano lo tavernare, lui denaro e argento e le ricette, ma raccomando, fallo cura buona. Io per il momento non mi posso fermare, perché già continuare il cammino. Ma ti posso assicurare che quando torno a raggio, passerà già a cana da volta e tutte quelle che avrai spese e più, può fare sta buona, sta sicuro che tu paperai oggi stesso. Mo, secondo te, ricetta Gesù a chi sto mastera di legge, chi è chi si tre è stato prossimo perché il povero uomo che era stato ingappato in mani degli delinquenti? Certo, chi l'ha avuto pietà e l'ha aiutata, rispondette Kill. E beh, va e fa pure tu la stessa cosa, la ricetta Gesù. Marta e Maria. Pendramende camminava Gesù insieme a tutti i discepoli suoi, trasette in un paesiello. E là una femmina che si chiamava Marta l'accogliette in da casa sua, che si teneva pure una sorella che si chiamava Maria. Come Gesù trasette in da casa sua, Maria si accufugliava innanzi ai piedi suoi e si mettette a sentire tutto quello che essa diceva. Marta invece era tutta infaccennata e fa parecchi servizi. Quando Marta vretta che su l'essa non già faceva fare tutto quello che aveva fatto, si accostava a Gesù e le ricette. Signore, non ti cura che la sorella mi ha lasciata solo per servire? Dille tu che mi avesse dato una mano. E Gesù rispondette dicendole, Marta, Marta, tu t'ammuini e ti strapazzi per tante cose che non servono a niente. Maria invece si sceva da parte più meglio e nessuno già può lo ha.